Buongiorno amici montanari, dove siamo oggi? Oggi siamo sulle Prealpi, al confine tra la provincia di Treviso e quella di Belluno. Più precisamente sono partito dal passo del Praderadego, dove c'è un ampio parcheggio, e adesso sto andando verso il Col de Moi e poi da lì volevo fare un giro giù verso Vallonscuro, eccetera. La giornata sembra promettere bene, io adesso mi incammino. Anzi, in realtà sono già partito da un pochino, mi sono un po' allontanato dalla partenza, dal punto di partenza, perché forse li sentite anche, ci sono dei boscaioli, insomma stanno facendo dei lavori e quindi sarà troppo rumore di motosega. Comunque, come dicevo, io adesso proseguo e noi ci vediamo più avanti lungo il percorso. A dopo montanari!
Eccoci amici montanari, siamo sulla via del ritorno, adesso sono sulla strada forestale, sentiero largo che passa sotto il Col de Moi e mi sto dirigendo verso Praderadego. Ormai appunto sì, non manca tantissimo e quindi, come è consuetudine, vorrei fare un po' il punto della situazione così di questa escursione. Che dire, allora è molto carina, i panorami sono molto piacevoli, a meno che non troviate una giornata come questa, perché anche se adesso c'è il sole ci sono anche molte nuvole basse, c'è foschia e quindi non si vede granché. Però nelle belle giornate il panorama verso la pianura da un lato e verso le Dolomiti Bellunesi dall'altro è veramente molto bello. Come difficoltà nulla di che, o meglio, non ci sono difficoltà tecniche particolari, cioè per fare questo giro non occorre disporre di particolari capacità tecniche, essere alpinisti, perché alla fine basta solo camminare. C'è solo il tratto al ritorno che va dal bivacco dei Lof verso Forcella Foran, che è rispetto al resto del tragitto un minimo più così da porre attenzione. Non posso dire che sia esposto, perché non direi che parlare di esposizione è eccessivo, semplicemente c'è qualche gradoncino da avere un po' di piede fermo, ma niente di più. State comunque attenti, ovviamente. Altro discorso invece è la pendenza. Ci sono dei tratti belli ripidi, quindi niente, gambe in spalla, buon fiato e pian pianino si fa. Però è affrontabile, nulla di mortale. Ecco, questo è un po' il discorso. Ecco, altra cosa invece, l'orientamento. Bisogna stare un po' attenti, anzi abbastanza attenti, perché qui è un dedalo di traccette, sentierini e ci sono un sacco di bivi e intersezioni, ed è un attimo sbagliare strada e andare da tutt'altra parte rispetto a quelli che sono i programmi che ci si è fatti. Quindi stare un po' attenti e basta. Io vi lascio ovviamente la traccia GPS, però sì, guardatela con un minimo di, come si dice, vediamo che passi la moto. Ecco qua, sì, anche le moto da cross ci sono. No, dicevo, guardate la traccia GPS con un minimo di occhio critico, perché oltretutto ci sono molti schianti e quindi ho dovuto deviare, ho dovuto ingrebanarmi un po', ma insomma niente di che. Cosa importante è che abbiate la cartina e che guardiate sempre bene dove siete, basta, nulla di più. Ora vi lascio la scheda tecnica e noi ci vediamo a breve per i saluti finali. A dopo montanari. Per questa escursione prendiamo come riferimento la carta 068 della Tabacco. Si lascia l'auto nell'ampio parcheggio presso il passo del Praderadego e si imbocca la strada forestale indicata con segnavia numero 2. All'altezza di un tornante, alla quota di circa 1190 metri, si stacca a destra la traccia indicata in carta con segnavia 991 che conduce ripida nel tratto finale al Col de Moi. Si scende ora verso est fino a Forcella Foran, per poi risalire un ripido pendio che conduce a cima Valloscuro, da dove, seguendo verso nord una traccia non indicata in carta, si giunge in breve a Casera Valloscuro. Per il rientro si segue il sentiero numero 2 che conduce prima al bivacco dei Lof e poi, come segnavia 991, tramite qualche gradone roccioso, di nuovo a Forcella Foran. Qui si prende l'ampio sentiero che, passando a nord del Col de Moi, riconduce alla strada che sale dal Praderadego e quindi al punto di partenza. Eccoci amici, ormai io sono praticamente arrivato e quindi direi che anche questo video è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto. Come avete visto non ho parlato molto, così mi andava di fare un video così sto giro, e spero che comunque appunto vi sia piaciuto. In tal caso
Come sempre un bel like, condividetelo e lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Vi lascio in descrizione il link alla scheda tecnica sul sito internet di Orme Montane e i link a Instagram e i vari social. E cos'altro? Niente, vi lascio i soliti 2 video che potrebbero interessarvi e noi ci vediamo al prossimo giro. Ciao montanari, buona montagna a tutti.